La destinazione di Verona e del lago di Garda ha avuto l'opportunità fin dall'inizio di quelle che sono state l'implementazione delle nostre metodologie di poter aggregare delle informazioni preziose che non sono altro che le metriche delle prenotazioni aggregate delle strutture ricettive sia del settore hotel che del settore open air, che poi in piattaforma tramite dei nostri algoritmi vengono rielaborate per restituire delle informazioni in tempo reale, non solo informazioni storiche che danno l'immagine di quello che è appena accaduto nella destinazione, ma anche quello che è intercorso in termini di prenotazioni arrivate per le date future, e tutto questo ci permette di monitorare il mercato non solo in una modalità quantitativa, ovvero qual è il tasso di occupazione, quante prenotazioni sono arrivate, se sono di più o di meno dell'anno precedente, ma anche di poter dare un'immagine di come variano gli indicatori di tipo economico. Alla prenotazione ovviamente si aggiunge la metrica del prezzo medio di ogni prenotazione, e questo è un elemento molto importante perché poi queste informazioni, che possono diventare di riferimento sia per le strategie della singola struttura ma anche per le strategie della destinazione, devono sempre contemplare anche la parte economica. Un'alta stagionalità rispetto a una programmazione intelligente degli eventi comporta poi, con la consapevolezza di tutti e la visibilità di tutti delle distorsioni positive del mercato che intercorrono determinate programmazioni, proprio quello di poter intercettare il mercato, il numero di prenotazioni che arrivano, la pressione per ogni data, applicare regole di tariffe dinamica, e quindi poi tutto questo comporta un incremento economico di quello che è la destinazione. Non solo, oggi abbiamo avuto anche modo di presentare una nuova progettualità, riguarda poi la capacità di legare alla singola prenotazione quella che è la ricaduta sull'indotto. Un turista nuovo che arriva grazie a una prenotazione poi ha una capacità di spesa che si versa nei diversi segmenti tipologici, dalla ristorazione ai trasporti, nonché a tutto quello che può essere la parte museale, e tutto questo è molto importante perché poi in ogni stagione e ogni tipologia specifica di nazionalità ha comportamenti di spesa diversi. Avere anche questo indicatore è molto importante perché permette poi di avere un sistema informativo completo di tutto quello che accade attorno a un flusso turistico. Le nostre metodologie, quindi informazioni aggregate provenienti dal settore hospitality, che siano hotel o campeggio, aggregate poi possono diventare anche informazioni di un patrimonio collettivo. Sono comunque pubblicate in tempo reale all'interno dell'Osservatorio Confederato della Regione Veneto, sia per dare evidenza di quelle che sono le dinamiche del turismo in tempo reale, ma allo stesso tempo diventano poi un patrimonio che può essere correlato a tutte le altre informazioni che l'osservatorio raccoglie per poter implementare strategie che si riversano poi dalla condivisione dei singoli operatori in strategie intelligenti che possono massimizzare quella che è anche la redditività e soprattutto la stagionalità delle strutture ricettive. Quindi è un ciclo virtuoso di informazioni che permettono ai singoli operatori di poter operare con estrema consapevolezza, ma questa oggettività che viene creata aiuta poi anche tutte le destinazioni ad avere le stesse informazioni per poter intervenire nei punti di forza e capire quali sono i punti di forza, appunto, e replicarli, ma capire anche quali date, quali elementi della stagionalità hanno necessità di interventi correttivi, e quindi di rottare tutte le azioni per una continua ottimizzazione che poi appunto si riversa anche nell'opportunità delle singole strutture ricettive di ricevere dalle azioni delle destinazioni un incremento di quella che è l'opportunità del mercato per le date future.